Ok ragazzo, tu non hai idea di cosa è passato adesso, ma siccome è chiuso, il campeggio è chiuso, adesso si rigira. Occhio cosa guardi oggi. Sai, non bastava il panino 4x4, occhio cosa arriva qua. No, l'appunto, no, aspetta, porta pazienza, occhio. Eccolo, no, sei ancora a punto. Cazzo, non si gira più. Porca miseria, mega illuso. Dai, tosatti. CP, se non andiamo a trovarli noi, cazzo. CP, andiamo a beccarli noi perché questi qua si sono buttati di là. Sì, sarai i nostri vicini in qualche modo, dai, vieni. Occhio, non ti anticipo niente. Occhio cosa andiamo a vedere adesso. Eccolo lì, guardalo, bellissimo, olandesi sono. Stavano cercando il campeggio ma è chiuso, adesso andiamo a vederlo da fuori. Anzi, guarda che passa, aspetta, mi pincio il CP, aspetta. Emi, vieni qui. Guarda che bello. Bellissimo, super. È il Mercedes, no? Eccolo là. Yeah, bellissimissimo. Adesso non so dove vogliono andare perché stanno cercando un campeggio. Vieni qua, Emi. Guarda, bellissimo. Guarda come l'hanno camperizzato. Bello. Super. Stupendo. Sì, non sono molto chiacchieroni, diciamo, non sono molto socievoli, se no ci andavamo anche dentro, hai capito? Però vabbè, insomma, adesso stanno cercando un buco, si metteranno magari dove sono io, magari dopo tacchemmo bottone, perché magari mega visto, no, perché parlo in italiano così risparmio i sottotitoli, con la mia faccia da singano e hanno detto no, via, scappa qua. Sì, eccolo là, dai, 20-30 manovre, si mettono lì a sinistra, mentre il camper di Singano è lì a destra, lo vedi? Eccolo là. Ok ragazzi, adesso è andato via il sole, la vedo dura per quest'inverno. Ho preso un computer che ciuccia 14 Ah e i pannelli caricavano praticamente a 8 tutto il giorno e adesso sono a 12,3, per carità col computer in funzione, dopo se spengo andrà a 12,7, però la vedo molto dura per quest'inverno. Vero che ho, per carità, il generatore, vado nelle aree sosta gratuite, però la vedo molto dura. Per carità, adesso sta facendo il rendering, cioè tieni conto col computer di prima ci metteva tipo mezz'ora, 3/4 d'ora un video del genere, adesso ci mette 2 minuti, cioè va avanti a bomba. E le ventole vabbè stanno andando automaticamente al massimo e ciao, mi ciuccia tanto. Sì, ecco, adesso ho spento tutto, non ho nulla attaccato, forse le ventoline del frigo, però vanno a pari con quel poco che sta caricando il pannello, perché adesso è sera e siamo a 12,5. Accidenti ragazzo, porca miseria. Cioè sì, per carità non lo cambierei quel computer 12,6 dai, però 12,5 Zuzza un casino, zuzza in una maniera mostruosa. 14 ampere. Beh, intanto che ci sono, niente, ho acceso il generatore così mi carica un pochino. Vediamo, per carità, no, ci duravo tranquillamente fino a domani 13,7. Beh sì, perché è in carica. Così mettiamo anche il frigo un attimo a 220, così si riposa la cosa, no? La fiammella che è sempre accesa. Ma qua continua a essere 14, vabbè non si vede perché sono lavare i piatti e vabbè c'è adesso da un'oretta che è acceso e lì fuori è passata e insomma c'è anche gente, quindi io adesso lo spengo dai, perché non mi serve, era giusto per dargli una caricata. Sì, mi ha dato una bella caricata forte perché siamo a 12,8, 12,9 e con la luce accesa, quindi è importante anche quello che sta andando, l'inverter acceso e il computer che sta decodificando, sto esportando un video, no? Quindi sì, 14 ampere di computer, quindi insomma, no dai, ha stracaricato bene. Veloci che ha stracaricato bene. Noi avevamo pensato di andare fuori io e te a farci un fuocchetto, ma non lo so, quasi cenetta tranquilla qua a casa, poi vogliamo fare una camminatina, dai.